Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante Veneziano, siamo su Pro Cycling ragazzi, dopo la bella vittoria a Valencia con Audi in preparazione del Tirreno Adriatico, adesso prepariamo il nostro capitano Vincenzone Nibali. Bisogna prepararlo per Parigi-Nizza che come si dice, la mia squadra vuole il primo, almeno il top 5, vuole il top 5. Debusschere è il favorito della gara di oggi, il favorito numero 1 ragazzi, però sappiamo che noi come velocisti non siamo granché. Dai Conci, il piccolo Conci arriva. Bravo Conci. Buono raga, allora ok ci siamo, ora ricapitoliamo. A Valencia ha vinto il Buonaro, l'obiettivo chiaramente sono i grandi giri, con Nibali la Vuelta e il Giro d'Italia, mentre diamo a Laro il Tour de France. Queste sono le tattiche comendiane. Vabbè ragazzi, ci becchiamo come al solito a fine negli ultimi chilometri, quelli decisivi. Prima tappa in Andalusia, 6 tappe per portare a casa. Ok ragazzi, ci siamo, se volete tentare anche di fare qualcosa, solo che proprio io in velocità sono una pippa, fioi. Adesso noi mettiamo il Sepo a tirare. Perché non può seguirlo? Non può ancora seguirlo. Sono le cose che non capisco, vabbè. Allora, Rosa. Ah, ok, forse perché c'è ancora questo. Adesso però teoricamente vai Rosa. Segui. E segui. Quanto mancano 7 km. Adesso vediamo che riusciamo a combinare. È che Sepulveda non è proprio devastante, però vabbè. Vediamo così, siamo in difficoltà difficili ragazzi. Sono 4 difficoltà, sono a 3 su 4, l'ultima è veramente impestata, fioi. Mancano 4 km. Il Sepu non ce la fa, non ce la fa. Ora sacrifichiamo Rosa. Dai Rosino, dai Rosino. Aspetta un attimo. Gel energetico. E gel energetico. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Allora. Ok. E con lui aspettiamo. Vai, vediamo che riusciamo a combinare, ma le volate non sono le mie purtroppo. Vai Debu, Debu, ti prego, non ci voglio credere, la perdiamo, no, la perdiamo di tanto purtroppo. Va a vincere Novarsquas. Peccato, dai, comunque siamo ottavi e noni, dai, peccato, poteva andare meglio, purtroppo sappiamo che nelle gare di sprint non sono un fenomeno. Tappa cronometro, chiaramente in queste gare qua possiamo andare anche veloci. Scusate un attimo, ok, secondo il buon Sepu, molto bene, cronometro, bravo, vecchio, bravo. Nibali un po' attardato. Vincenzone Nibali è 20°, chiaramente deve ancora prendere la condizione. Nella globale il buon Edoardo è secondo. Bene, dai, stiamo andando abbastanza bene. Appunti qua, così. A 25 anni il Sepu, che puntiamo andando su di lui, quarti nella classifica. Ok ragazzi, ci siamo, tappa number 4. Proprio un attacco sorpreso con il Sepu. Vai Sepu. Vediamo un po'. Vai Sepulveda. 38 secondi, 40. Buon giovane, questo credo molto nell'argentino. Però Vincenzone deve cominciare a tirare, Dobbiamo testare anche la forza di Nibali che però c'ha un meno 3, fioi. Il Sepu non ce la fa. Vediamo Vincenzone. Vincenzone va su piano piano. È ancora completamente fuori forma, fioi. Ok, vai Sepu. Hanno un buon vantaggio, cioè buon vantaggio, insomma, neanche tanto in realtà. Ok. Nibali proprio non ce l'ha fatta, Vincenzone. Vediamo come devo testare le attenzione qua quanto manca poco.
Come velocista non è un granché il Sepu, eh. Proviamo a anticiparla un po'. Vai Sepu. Niente, non ce la può fare Rodriguez. Vai Sepu, per attenzione, Sepu va al secondo posto. Dai che mi arrivi secondo. Bravo Edoardo, molto molto bene con Nibali, neanche tiro onestamente. Non mi serve tanto Nibali, qua deve solo allenarsi per la Parigi-Nizza, quindi bravissimo Sepu, grande, grande Sepu. Secondo posto veramente buono. Adesso vediamo un po' la classifica dopo 4 tappe. Dopo 3 tappe, scusate. Bravo, comunque risultati. Vediamo un po'. Ok, allora nella globale siamo prima 5 secondi. Attenzione, grandissimo Edoardo. Ok ragazzi, tappa numero 4, alta montagna. Qua il nostro Sepu può crollare. Non ha le forza. Sta tirando rosa. Vincenzone, che Vincenzone è un po' in leggera difficoltà, ma neanche tanto. Voglio testare anche rosa. Anche rosa sarà fondamentale nel corso della stagione. Ok, adesso lasciamo rosa un po' riposare. Ok. Guarda, partono tutti qua. Partono tutti adesso. E Vincenzone. E vediamo un po' i nostri big come vanno su. Cazzo, rosa va su bene. Il Sepu anche Nibali, vediamo. Qua c'è Uranda solo. Mollema, rosa. I miei chiaramente non possono essere in forma. Non tengono, nessuno, solo rosa, leggermente, ma neanche tanto. Provo a tirarla un po', capire se... neanche Nibali, mamma mia. Forse ho sbagliato anche la tempistica, però, Niente, rosa non ce la fa. Non ce la fa nessuno, Nibali ci prova. E anche il Sepu, ma sembrano veramente in difficoltà i nostri. Hanno una preparazione per altre gare, c'è poco da fare. Questo è un allenamento, diciamo così. Rosa, quello che sta pompando anche meglio, ma sono morti, fioi. Sono tutti morti i nostri. Nibali ci sta provando, mancano 2 chilometri. Ma Rodriguez veramente di un'altra categoria oggi, anche Mollema. Che Contador in difficoltà comunque. Nibali è l'unico che può fare qualcosa, fioi. La vittoria è andata a Nibali, sta recuperando, però bravo Vincenzo, il cuore di Vincenzone. Vabbè, qua va a vincere addirittura Mollema, batte Rodriguez. Ora sono tutti morti i nostri, sono in condizioni pietose. Diamoli al massimo tanto. Ok. Arriva Nibali quinto, ed è un buon quinto posto comunque davanti ad Albertino, al nostro Sepu, morto anche lui. E anche Rosa comunque, quinti, settimi e nonni, non male dai. Non ci credo, non mi ha registrato lo stronzo, siamo qua praticamente a 1,6 km e non arriviamo alla fine in volata praticamente, ci siamo tutti marcati. Solo Nibali è rimasto bene, anche il Sepu è abbastanza crollato. Però Nibali ha fatto un grande scatto. Adesso vediamo se può recuperare qualcosa. Vai Vincenzone, provaci. Ho dovuto mettere a cannone perché mi ha perso un po' la fine, però vedi non ce la fa. Un arrivo in volata che però non vinciamo noi. Neanche stavolta. Che bello. Dai Nibali, provaci. Mollema ancora. Mollema scatenato, Fio. Mollema Contador. Nibali non può avere il passo adesso, è meglio così sinceramente. Vince ancora Mollema, signori, super Mollema. Bravo vecchio. Mollema Rodriguez, il conta.
Nibali sesto, rimaniamo sesti nella classifica, cioè perde tanto il Sepu. Sì, il Sepu non ce la fa più, poverino. Però è primo nella classifica a punti e quella è giovani per il momento. Andiamo con l'ultima tappa, ragazzi, eravamo secondi in volata con il Debo, non l'ho registrata perché non avevo più ambizioni di niente. Ricordo sempre che sto facendo queste gare che le sto, diciamo, registrando perché sono la prima stagione, però già tra un po' voglio fare solo le gare fondamentali, quelle che vuole lo sponsor e quelle che mi danno i punti che servono a me, che sono solo gare di preparazione che non servono a un cazzo, nel senso non hanno nessun valore, ecco, per i miei obiettivi. Comunque con globale arriviamo sesti con Nibali nella classifica globale, noni con Edoardone, Rosa tredicesimo, non male, appunti arriviamo quarti, Montagna undicesimi, dodicesimi, appunti, Giovani vince Edoardone e secondi di squadra, ok, ok. Buono, adesso le prossime due gare sono le gare di preparazione per le strade bianche, che invece quella è una gara fondamentale, ce la gustiamo tutta, perché lo sponsor vuole il primo posto, quindi sarà durissima, la portiamo tutti i big, non mi interessa, li rischiamo, però dobbiamo portarli tutti perché devo assolutamente vincere o comunque arrivare minimo in zona podio. Andiamo a vedere un po' la classifica, le classifiche. Andiamo un po' dopo 2 mesetti, neanche. Allora, nella SIA World Tour, Valverde è primo, il migliore dei nostri è Bennett Inciausti con 51 punticini, molto bene. Nella Super Prestige, Fernando Gaviria, ok, ok. Come vittorie abbiamo Aru con 2, il primo è già André Greipel, è ben velocista devastante. Squadra, siamo secondi nella World Tour, molto bene. Super Prestige decimi, quindi quella totale tra Continental e World Tour. E come vittorie siamo ottavi con 4, molto bene. Ok ragazzi, quindi non male. Ragazzi, ci becchiamo per la prossima tappa, per la prossima gara. Che raga è, aspetta un attimo, le strade bianche. 5 marzo, obiettivo, primo posto ragazzi, qua questa è una gara durissima. Come si dice, dove è una grande classica, diciamo, una gara comunque molto importante. Dobbiamo assolutamente portare a casa minimo un podio, però loro vogliono la vittoria, quindi il capitano sarà Vincenzone Nibali. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ciao!